L'assessorato regionale alle risorse agricole, presieduto da Elio D'Antrassi, lancia la legge regionale 25 del 2011. Ecco per l'agricoltura siciliana 60 milioni di euro, destinati soprattutto a sostenere il credito attraverso l'IRCAC, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione. Lo stesso IRCAC attiverà finanziamenti a tasso agevolato per la ricapitalizzazione delle imprese agricole e di pesca. Con la legge 25, spiega l'assessore D'Antrassi, abbiamo voluto creare uno strumento di sostegno per l'agricoltura siciliana che affronta oggi enormi difficoltà anche a causa dei provvedimenti messi in campo dal governo nazionale e che è centrale per la nostra economia. L'IRCAC rappresenta un interlocutore importante per il settore agricolo perché è proprio all'Istituto per il credito alla cooperazione che le cooperative agricole si rivolgono in prima battuta per avere crediti di esercizio e a medio termine, anche finalizzati alla ricapitalizzazione. Si tratta quindi di strumenti finanziari fondamentali per consentire alle circa 2000 cooperative agricole siciliane di affrontare la crisi del settore. In Sicilia, delle 2000 imprese agricole esistenti, solo il 10% hanno un fatturato annuo superiore ai 200.000 euro. Per il resto si tratta di imprese di dimensioni piccole o piccolissime che non riescono ad accedere al credito ordinario e per le quali l'IRCAC rappresenta l'unico riferimento per ottenere crediti di esercizio, crediti a medio termine e contributi interessi. Grazie a questa legge regionale, voluta dal governo presieduto da Raffaele Lombardo, dichiara il commissario straordinario dell'IRCAC, Antonio Carullo, l'istituto torna ad operare in maniera significativa in favore delle cooperative agricole e di pesca lungamente escluse dalla nostra sfera di intervento a causa del blocco deciso dall'Unione Europea. Siamo pronti a fare la nostra parte anche mettendo in campo le necessarie sinergie con le centrali cooperative.